Sono Giusy Bonacina, oramai mi conoscete tutti e eccoci qua con una nuova puntata di Pota. Siamo arrivati ai giorni della merla, parliamo proprio di quelli che cominciano il 31 di gennaio. Ora, voi avete mai sentito dire Zener Zenerot o Scudito il me merlot? Questo modo di dire bergamasco, tutto bergamasco, si rifà ai tempi passati da molti secoli in cui i merli invece che neri erano bianchi. Il 31 di gennaio una merla col suo merlottino, pensando di aver oramai lasciato alle spalle l'inverno o il peggio dell'inverno, perché già si vedevano le prime violette di febbraio, decide spocchiosa di parlare in questo modo al mese di gennaio, che come si sa è il più imbronciato di tutti i mesi. E gli dice Zener Zenerot, gennaio gennaiotto, ho scudito il mio merlot, cioè ho messo al sicuro il mio merlottino, quindi a questo punto fai pure quello che vuoi. Ma gennaio si arrabbia proprio perché secondo lui la merla era stata impudente e quindi le risponde in questo modo: Ughelò, du impresterò, bianca te seret, nigra te farò. All'ultimo giorno di gennaio, che è il 31, si fa prestare 2 giorni dal febbraio, quindi l'1 e il 2 di febbraio, e questi diventano i giorni della merla, perché in quell'occasione così tanto nevicò e il freddo fu così intenso che la merla tutta bianca dovette cercare riparo all'interno della cappa di un camino, dal quale uscì con le piume tutte sporche di fuliggine, e da allora i merli sono diventati neri.